Buongiorno a tutti, io sono Maloti, finalista per Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2018 e oggi sono qui per presentarvi il parco del Beato Bertrando. Questo parco si estende per quasi 230 ettari, suddivisi in prati, terreni coltivabili e piccoli boschi. Uno dei tratti più caratteristici di questo territorio è la Grande Farnia, che appunto è ormai diventata l'icona del parco del Beato Bertrando. Il monumento simbolo di questo parco è la croce del Beato Bertrando, che appunto fa prendere nome a tutto questo territorio. Ma perché prende proprio il nome di Beato Bertrando? Beh, la storia narra che proprio in questo posto si sia fermato il carro che portava il vescovo, nonché anche patriarca di Aquileia, ferito a morte verso Udine. Amato e venerato dal popolo, Bertrando è diventato una delle figure più importanti del patriarcato aquileiense. Da questo bellissimo parco e con la pioggia che ci raggiunge, io vi saluto. Ciao!